Basta poco. Qualche centimetro in meno. Una svista. Una pacca sulla spalla. Un saluto più caloroso. Una risata innocente. Una stretta di mano. Una leggerezza. E tutto tornerà a fermarsi. Il Covid-19 si combatte in ospedale, ma soprattutto fuori. Basta poco. Un pugno allo stomaco che si conclude con un interrogativo. Quanto all'happy hour può essere un'ora tragica se non si rispetta distanziamento e mascherina anticontagio. È il messaggio diretto e efficace dello sport realizzato dalla Regione Veneto per sensibilizzare alle norme anti-Covid, un pericolo che non è passato, la fase 2 non è ancora ultimata, l'impatto della riapertura non ancora codificato. Una clip che però ha sollevato alcune legittime obiezioni sceniche. I protagonisti del video, ad esempio in piazza, sono con la mascherina abbassata. Vi ricordo che tutte le persone senza mascherina, siccome lo sapevamo, sono tutti congiunti. Quindi che evitino tutti questi perditempo di stare qui a farci la lezione. Ma Zai ha fatto il video di due che si abbracciano senza mascherina. Sì, sono marito e moglie, sono due congiunti, sono fratello e sorella. Sono stati tutti selezionati. Quello non è un'immagine di una piazza vera. Quindi è stato fatto un lavoro ciclopico dietro quel video. E abbiamo fatto la selezione di questi ragazzi. Tutte le immagini degli ospedali sono autentiche, sono venete, sono vere. Il video sta facendo parlare, però ho visto anche che c'è stato un gradimento positivo rispetto al messaggio. L'appello che faccio io è sempre quello ai giovani, che sono stati i veri eroi nel lockdown, durante il lockdown, nel rispettare le regole, che lo facciano non abbassando la guardia. Il rischio c'è, è un rischio concreto, reale. Avete visto che la reinfezione, il rebound di contagio in Corea ha riportato ragazzi negli ospedali, perché questi sono i resoconti della stampa internazionale. Immagini poi delle terapie intensive, dove è vietato l'accesso anche ai familiari dei pazienti. Avete visto che è stata salvaguardata la privacy, perché si vede qualche mano, qualche immagine offuscata, cioè il video ha avuto tutto il vaglio possibile, e tutte le liberatorie, aggiungo anche. Per cui è stato fatto da professionisti. Ringrazio il Quadrato che poi ce l'ha fatto, da quello che ho capito, che non ce lo faranno neanche pagare. Dovrebbero farci pagare solo per quanto io gliel'ho fatto rifare e per quante volte gliel'ho fatto rifare, però insomma è un lavoro di squadra, insomma avranno modo di guadagnare in altre maniere e li ringrazio se decideranno di omaggiarcelo e quindi fare in modo che sia pro bono anche questo video.